Dopo lo sfogo del comandante della Polizia Locale di Venezia Agostini si scatenano reazioni sul caso dello spacciatore libero per questioni burocratiche con un messaggio al governo. Sopralluogo nella Basilica di San Marco per delineare un primo piano di interventi post-emergenza acqua alta, continui contatti tra il Patriarcato e il Ministero dei Beni Culturali. La solidarietà trevigiana è arrivata a Pellestrina, danneggiata dal maltempo. I tassisti hanno partecipato con i colleghi veneziani a una bella iniziativa. Continua a far discutere il rilevamento dello smog in Rio Novo. Per Fabio Mozzato, portavoce dei residenti in zona, i dati dicono che a inquinare di più sono i taxi, bisogna, sostiene, passare ai motori elettrici. Zona traffico controllato all'aeroporto, l'assessore alla mobilità furioso per le decine e decine di multe agli automobilisti che trasportano persone, Save sistemi quanto prima o si sospenda il servizio per un po'. Protesta di fronte al Comune per ribadire che i servizi sanitari del Lido e Isole non siano ridotti, ma l'assessore alle politiche educative ribadisce non sono previsti tagli. Ultimi preparativi a Murano per i festeggiamenti di San Nicolò, protettore dei vetrai, che l'isola si appresta a celebrare rinnovando una tradizione. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. E dunque partiamo dallo sfogo del comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini, in seguito al quale arrivano reazioni da più fronti sul caso del tunisino libero per questioni burocratiche. Il caso del tunisino spacciatore violento arrestato 2 volte e libero per burocrazia ha suscitato reazioni da più parti dopo lo sfogo su Facebook del comandante della Polizia Locale di Venezia Marco Agostini, che ha definito la vicenda una triste storia italiana. E nonostante la buona volontà, nonostante l'intenzione di procedere all'espulsione da parte delle autorità, molto spesso le procedure sono così complesse e impediscono la realizzazione dell'espulsione. Lo spacciatore era stato arrestato dalla polizia dopo aver ferito 2 agenti e minacciato di morte altri, riferendosi all'omicidio di Trieste. Processato, condannato e rilasciato col divieto di dimora, qualche giorno dopo è stato nuovamente arrestato dalla polizia locale, riprocessato ed espulso. Ma il medico legale che avrebbe dovuto accompagnarlo al CIE di Torino non si trovava e si è bloccato tutto. Lascia l'amaro in bocca perché tanto lavoro, tanta organizzazione, tanto tutto e poi si traduce in nulla di fatto perché i tempi per eseguire i provvedimenti sono talmente stretti che la normativa non consente di fatto l'espulsione. D'altronde vengono assunti oltre 6 o 7 mila provvedimenti di espulsione l'anno a livello nazionale, eseguiti meno di 200. Ci sarà un problema. Allora, questo messaggio va dritto al governo fondamentalmente? Sostanzialmente sì, al Parlamento, a chi ha capacità legislativa, perché se no parliamo addosso. Se tutti quelli che dicono noi faremo le espulsioni hanno carte, simpatiche ma carte. Intanto il questore Mascio Pinto ha incaricato il vicario Vomiero di ricostruire le fasi della vicenda, mentre il deputato PD Pellicani ha presentato un'interrogazione parlamentare perché si faccia luce. Il suo collega pentastellato Maniero ne fa anche una questione economica. Sulla gestione dei centri ha detto l'Italia non ha lesinato le risorse. Di fronte a un impegno del genere non possiamo avere questi risultati. Una soluzione la propone anche il leghista Bazzaro. Un giro di vite importante sui permessi, dice, velocizzare i rimpatri e fermare gli arrivi. Tutto mentre a Mestre uno spacciatore 29enne del Mali, già sorpreso a settembre con 4 kg di marijuana e pochi giorni prima con altri 200 grammi, è stato fermato in Corso del Popolo dai carabinieri insieme ad un 30enne del Gambia perché nell'appartamento in cui viveva c'erano 400 grammi di marijuana, fiutata dal cane antidroga della polizia locale, l'Apo. I 2 sono stati portati in carcere. Torniamo a parlare ora di acqua alta, sopralluoghi in Basilica, a San Marco, riunione del proto della Basilica Mario Piana insieme ai procuratori Amerigo Restucci e Pierpaolo Campostrini per delineare un primo piano di interventi per tamponare l'emergenza, continui contatti tra il Patriarcato e il Ministero dei Beni Culturali. Un primo lotto di interventi per fronteggiare l'emergenza è già approvato e pronto a partire. Questo l'esito di un incontro tra il proto della Basilica di San Marco, professor Mario Piana, e la procuratoria rappresentata da Amerigo Restucci, intervenuto per fare il punto sulle opere d'arte, e Pierpaolo Campostrini, delegato ai servizi tecnici.
A Venezia, oltrepassata la fase più acuta dell'emergenza, dopo l'alta marea eccezionale delle scorse settimane, comincia la lunga fase complessa e articolata della conta dei danni. Non sappiamo ancora quali saranno i danni finali che potremo attribuire a questa acqua alta. Certamente saranno grandi, poiché è stata per la seconda volta nella storia la Basilica completamente invasa dalle acque della laguna. Il sale si manifesterà quando appunto evapora l'acqua e cristallizzando rischia di rompere, di frantumare gli strati sui quali sono appoggiati i mosaici del pavimento. La preoccupazione maggiore riguarda mosaici e marmi della Basilica Marciana attaccati dal sale. Campostrini ribadisce ancora una volta il pericolo numero 1. Sgretolare ulteriormente gli intonaci sui quali sono appoggiati i mosaici e i marmi, in particolare quelli più fragili. Intanto però la Procuratoria non è rimasta con le mani in mano. La conta dei danni quindi potrà essere fatta più avanti. Per ora stiamo tamponando con delle misure provvisorie che evitino i mali peggiori. Certamente il lavoro di restauro proseguirà per anni. Ed è programmato per domani mattina alle 8:30 il recupero dell'edicola delle Zattere affondata nel canale della Giudecca con il maltempo del 12 novembre. I sommozzatori l'hanno individuata a 7 metri di profondità di fronte alla chiesa dei Gesuati. Le attività di recupero, sostenute interamente dalla città, saranno effettuate attraverso una gru posizionata su un pontone di circa 36 metri per 10, il quale, sotto il coordinamento degli uffici tecnici del Comune di Venezia, agirà su indicazione del team subacqueo dei Vigili del Fuoco. La solidarietà trevigiana è arrivata nell'isola di Pellestrina, martoriata anch'essa dal maltempo. I tassisti di Treviso e Castelfranco Veneto hanno partecipato con i colleghi di Venezia a una bella iniziativa. Sono arrivati puntuali anche stavolta, ma l'appuntamento non era con un viaggiatore in ritardo, bensì con la solidarietà. Accanto ai colleghi veneziani, i tassisti di Treviso e Castelfranco hanno partecipato a una vera e propria gara di solidarietà a favore dell'isola di Pellestrina, epicentro dell'apocalisse di metà novembre, acquistando frigoriferi e lavatrici. Una solidarietà concreta, così come immediato è stato il passaparola. Ci sono stati 2 ragazzi di Pellestrina, tramite i tassisti di Venezia, che hanno indicato le persone bisognose e insieme abbiamo acquistato gli elettrodomestici e siamo andati a portarli a casa direttamente, porta a porta. Una consegna resa possibile anche grazie al ferryboat messo a disposizione dalla CTV di Venezia, come mezzi di trasporto gli stessi taxi che allineati hanno raggiunto Pellestrina, una catena umana e professionale già vista all'opera l'anno scorso per il bellunese colpito da Vaia, e sull'isola veneziana i tassisti trevigiani non hanno lasciato solo frigoriferi e lavatrici, ma pure il cuore. È stata un'emozione perché abbiamo visto veramente cosa è accaduto e c'è stata una devastazione. Le persone lì hanno bisogno di tutti gli aiuti possibili e per quanto poco invito tutti i trevigiani ad aiutarli con un piccolo gesto. Cambiamo pagina, continua a far discutere il rilevamento dello smog in Rio Novo. Per Fabio Mozzato, portavoce dei residenti in zona, i dati dicono che a inquinare di più sono proprio i taxi. Bisogna, sostiene, passare a motori elettrici. Chi rende Rio Novo una delle aree più inquinate in alcune circostanze dell'intera regione. Per stabilirlo e correre ai ripari, dopo i dati raccolti dalla centralina che si trova all'incrocio con Rio del Malcanton, si è persino chiuso il canale al traffico, alternando un giorno il passaggio dei soli motoscafi taxi, un altro quello dei barconi da trasporto. Ma anche la lettura di quei dati divide le opinioni. I tassisti hanno recentemente promosso uno studio da cui emerge come i valori di biossido di azoto, sostengono, non sia imputabile a loro, ma non tutti sono d'accordo. Essendo tanti di più i taxi, per 16 ore consecutive hanno superato il limite della media anno di 40 microgrammi
e quindi hanno portato la media giornaliera a 54 microgrammi di biossido di azoto, mentre quando il 9 di novembre si è chiuso completamente il traffico, contrariamente con tante affermazioni che dicono anche se si chiuderebbe il Rio non cambierebbe niente, la media è stata di 32 microgrammi, quindi ha funzionato il blocco, mentre quando c'è stata la chiusura alternata, pur dimezzando il traffico, i risultati non sono stati soddisfacenti eppure le caldaie erano chiuse. Fabio Mozzato abita qui e questa vicenda la segue in prima persona da anni, fino ad essere diventato una sorta di portavoce dei residenti della zona. A Venezia, con l'aumento esponenziale della pressione turistica, si è inevitabilmente assistito anche ad un aumento del traffico acqueo. È chiaro che il futuro è elettrico, per il quale appunto mi sto battendo. E l'altro dato che dobbiamo capire, io il 4 di novembre ho fatto la richiesta al Comune e Regione per una nuova centralina ARPA a Rialto, e purtroppo ad oggi, a 30 giorni di scadenza dalla richiesta, non abbiamo avuto ancora riscontro. Quindi adesso tanti cittadini si stanno interessando alla cosa, ho coinvolto anche gli studenti, ho coinvolto altri cittadini, i sindacati di Veritas, di ACTV eccetera, perché il problema riguarda non solo gli abitanti ma tutti quelli che ci lavorano, compresi i trasportatori stessi che sono dipendenti o autonomi e i tassisti. ZTC all'aeroporto, l'assessore comunale alla mobilità furioso per le decine di multe agli automobilisti che trasportano persone. Savi sistemi quanto prima, dice, o si sospenda il servizio per un po'. Siamo a 180 multe al giorno, ma quello che è più grave è che ci sono arrivate segnalazioni da alcuni utenti, anche di Tessera, c'è un cittadino di Tessera ha preso 30 multe e un altro soggetto con la propria attività 100 multe in 3 giorni. Numeri scioccanti, soprattutto se si pensa che riguardano quegli automobilisti che svolgono attività di trasporto persone all'aeroporto Marco Polo di Tessera e che si sono visti recapitare multe per aver infranto il limite degli 8 minuti previsti dalla ZTC. Proprio loro, che lavorando quotidianamente conoscono alla perfezione il sistema. Qualcosa non va. Da quello che abbiamo rilevato, che ho fatto dei riscontri con la polizia municipale, ci sono un problema di rilevazione sulla telecamera che va verso la Darsena, però non è possibile. Io ho dato tempo a Save di sistemare questa telecamera, altrimenti bisogna sospendere il servizio. Non è che noi possiamo multare i cittadini in maniera massiva e poi riscontrare che c'è un problema di rilevazione, perché altrimenti arrivano le multe e si costringono centinaia di cittadini a fare ricorsi alla prefettura. Ci sembra veramente un controsenso. Io se entro venerdì, lo dico in maniera franca, se entro venerdì non viene sistemata questa vicenda, io informo il sindaco e si sospende il servizio. Servizio gestito sì dal comune, tranne le telecamere controllate invece da Save, la società aeroportuale. Boraso chiarisce poi un'altra questione che viene segnalata da tempo, quella degli 8 euro per il biglietto ACTV da Mestre a Tessera. Abbiamo ritenuto che non è corretto, anche il parroco Don Lionello di Tessera ci ha rilevato questa vicenda, che se uno non ha l'abbonamento, un cittadino veneziano che non ha l'abbonamento e prende la linea 5 deve pagare 8 euro per arrivare a prendere un proprio parente, un proprio caro all'aeroporto. Allora sinceramente, siccome l'incasso da questa vicenda è molto, molto irrisorio, alcune decine di migliaia di euro, probabilmente faremo una modifica tariffaria e consentiremo al residente che ha l'IMOB solo, senza l'abbonamento, di pagare solo l'1,50 €. Come avviene per esempio nei Vaporetti o nelle altre linee. È un impegno che ci siamo presi prima dell'approvazione del bilancio, perché è una manovra tariffaria, cerchiamo di correggere questa distortura entro 31 dicembre 2019. La cronaca: estremista islamico radicalizzato al punto da vessare moglie e figlia e da dimettersi dal lavoro piuttosto che relazionarsi con colleghe donne. Un 32enne albanese residente nella Marca espulso dall'Italia. Si era fatto crescere la barba ed indossava abiti tradizionali, ma il cambiamento che negli ultimi 2 anni aveva caratterizzato un 32enne albanese residente a Villorba era anche caratteriale e comportamentale sia in famiglia che sul posto di lavoro. A casa l'uomo aveva cominciato a maltrattare la moglie e la figlia, costringendo la donna a frequentare la moschea e ad indossare solo abiti da lui ritenuti adeguati alla religione islamica. I frequenti litigi tra coniugi erano sfociati anche in scenate del marito davanti al luogo di lavoro della donna, comportamento
comportamenti che avevano portato anche all'emissione da parte del Tribunale di Treviso di un'ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori, cui seguì una sentenza di condanna, e proprio questo ha fatto sì che il questore di Treviso abbia disposto la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione dall'Italia del 32enne. La fattispecie che è stata autorizzata per disporre la revoca del permesso di soggiorno, che è il provvedimento che è stato adottato, è appunto quello degli atti persecutori nei confronti della moglie e della figlia. Una radicalizzazione che aveva fatto sì che l'albanese finisse nel mirino anche degli uomini della Digos di Venezia per le sue frequentazioni in ambienti del fondamentalismo islamico. Radicalizzazione supportata dai comportamenti del 32enne in famiglia, ma anche sul posto di lavoro, dove l'albanese rifiutava di relazionarsi con colleghe donne fino ad arrivare a dimettersi. Ieri sera l'albanese, con un volo per Tirana, è stato rimpatriato ed è un provvedimento importante anche per la valenza che ha per le donne che vivono nel contesto sociale del nostro paese e, promette il questore, lo stesso metro verrà utilizzato per altri casi analoghi. Invitiamo anche le donne a segnalare al nostro ufficio, alla questura, al commissariato, alle forze dell'ordine in genere, le vessazioni di cui sono vittime anche, purtroppo in questo caso, come abbiamo visto, anche in ambito familiare. Ci fermiamo ora per qualche secondo, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, andiamo a Marcon, dove ieri si sono vissuti attimi di paura per il bus che ha preso fuoco. Il sindaco Romanello chiede chiarezza. Le immagini sono estremamente significative di quanto sia stato pericoloso appositamente, e ringraziamo per l'appunto il guidatore, l'autista di ACTV, per la pronta capacità di comunicare quelle che potevano essere le problematiche del mezzo e portare fuori tutti i passeggeri. La prontezza del conducente ha evitato il peggio e a lui va il ringraziamento personale del sindaco di Marcon, Matteo Romanello, che però sull'incendio dell'autobus avvenuto nel suo territorio comunale chiede anche chiarezza. Non so se effettivamente sia una casualità o un guasto dettato da una mancata manutenzione. Di certo penso sia necessario fare una dovuta valutazione, parleremo assieme a CTV, al Presidente, per scongiurare problematiche di questo tipo. Il 29 luglio un altro autobus della CTV aveva preso fuoco a Piazzale Roma. In quell'occasione l'azienda aveva ricordato l'impegno in atto per un ricambio dei mezzi. Ricordo un investimento molto importante, tra l'altro, di ACTV nei mesi scorsi per il ricambio di questi mezzi, quindi non ho dubbi che ci siano tutte le caratteristiche per viaggiare e quant'altro. Speriamo che sia una tragica casualità. In 50 davanti al comune per chiedere che i servizi sanitari per il Lido e le isole non vengano ridotti, ma l'assessore comunale Venturini ribadisce non ci saranno tagli. Il monoblocco sarà abbattuto per l'accordo con Cassa Depositi e Prestiti che ha acquistato l'ex ospedale al mare al Lido di Venezia, ma prima di qualsiasi abbattimento verrà realizzata e resa pienamente operativa la nuova sede dei servizi sanitari. Lo ha ribadito l'assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini, forte anche di una lettera firmata insieme al direttore generale dell'Ulstre Serenissima Giuseppe Darben. Il Comune di Venezia e l'azienda sanitaria hanno più volte assicurato, ma oggi lo ribadiscono, che la sanità al Lido è essenziale, è un elemento strategico per la nostra amministrazione. Precisano inoltre che non ci sarà alcun tipo di abbandono, abbattimento o svuotamento dell'attuale monoblocco senza aver prima realizzato, nell'ambito dell'operazione di riqualificazione dell'ospedale al mare, il nuovo distretto dell'isola. Questa è la risposta ad una delegazione del Movimento per la difesa della sanità veneziana e dell'Associazione Lido da Mare, arrivata nel pomeriggio fino alle porte di Cafarsetti. La prima gru che partirà in isola sarà appunto dedicata al nuovo distretto sanitario. Nei contenuti di questo nuovo distretto assicuriamo il mantenimento degli stessi servizi oggi esistenti, se non addirittura il potenziamento di alcuni. L'assessore è categorico. Chi va in giro diffondendo la falsa notizia per la quale
Comune e ULSS non stanno pensando alla sanità al Lido, o Comune e ULSS non stanno garantendo la presenza del monoblocco, o chi vuole addirittura dire in giro che il Comune di Venezia e l'ULSS vogliono abbatterlo, dice il falso. Ci sarà un nuovo distretto e solo quando questo sarà operativo e pienamente funzionante ci sarà il superamento dell'attuale. Ora a Murano, ultimi preparativi per i festeggiamenti di San Nicolò. San Nicolò, santo patrono dei vetrai, è naturalmente una ricorrenza profondamente sentita a Murano. Il 6 dicembre il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, celebrerà la Santa Messa nella Basilica dei Santi Maria e Donato, prima di spostarsi nella Sala San Gerardo per il taglio del nastro della tradizionale mostra di beneficenza dei maestri vetrai. Un'occasione per l'intera comunità di sentirsi parte di un patrimonio unico, conosciuto in tutto il mondo e che affonda le sue radici nella storia dell'isola. Esistono tracce di questa ricorrenza riconducibili al XV secolo. Dove ovviamente si manifestava in varie forme, ma sempre legate alla solidarietà, dove i maestri tutti insieme producevano delle opere che venivano donate in beneficenza. La storia di questa antica tradizione si sposa oggi con la contemporaneità. Il Comitato Murano e San Nicolò ha infatti introdotto un nuovo regolamento che prevede la scelta di un tema per le opere della mostra di beneficenza. Quest'anno I maestri muranesi interpretano il vetro di Carlo Scarpa. Si verrà così a creare una collezione di pezzi unici creati per l'occasione, stimolando i maestri vetrai ad esplorare nuovi territori artistici. Tramite questa celebrazione i maestri, slegandoli dalla produzione corrente di ogni giorno, chiaramente si sentono stimolati, oggi ancora di più, da un tema che gli dà delle linee guida, a progettare un oggetto che abbia un senso estetico, e quindi gli si praticamente impone di ragionare sull'estetica e anche sulla colorazione e soprattutto sulla tecnica e poi anche sulla innovazione. Questa sera 20:10 si parlerà di infrastrutture e sicurezza stradali con ospiti davvero d'eccezione, Claudio Gemme, presidente nazionale di ANAS, e Luisa Asserato, presidente di CAV. In studio con loro il nostro direttore Luigi Bacialli. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Condizioni meteorologiche stabili, non cambia il tempo rispetto ai giorni scorsi, anche la giornata di venerdì 6 dicembre sarà senza precipitazioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole, cielo sereno sul Bellunese, cielo a tratti anche coperto invece sul resto della regione, ma non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra -4 e 6 gradi, massime tra 7 e 8 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole sui rilievi, addensamenti e cielo poco nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata di sole con cielo sereno un po' su tutti i settori. Temperature minime sotto zero, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.